Buongiorno a tutti ragazzi e buona domenica. Diciamo che siamo partiti proprio bene bene bene. In effetti, grazie a una nostra amica che ci segue su questo canale, mi è arrivata la notizia di un terremoto di magnitudo 6.8 che è stato registrato nelle Filippine. Sono andato a controllare, è stato stamattina, diciamo, molto presto. Quindi, ciao Diego. Diciamo che è stato proprio in mattinata, quindi sono andato a controllare su LMSC, quello l'americano, e in effetti è avvenuto molto presto, in effetti 2 ore e 16 minuti fa, quindi alle 6 e 11, quindi 6.8 nelle Filippine. Filippine, Diego, ciao Lyric Video, buona giornata e buona domenica. In effetti, ragazzi, fortunatamente al momento, perlomeno per le notizie che si hanno, perché comunque, ciao, Grazia, è poco che è stato il terremoto, quindi qua si parla delle 6, sono le 9:34, quindi le notizie sono poco. Ciao Maria. Quindi diciamo che per il momento dicono che non ci sono danni a persone ed edifici, quindi e non ci sarebbe l'allerta tsunami, quindi diciamo che per il momento queste sole, diciamo, è stato a Mindanao, in effetti è un'isola, quindi è in mare a finale. Quindi la profondità è stata di 28, sì, 6.8, 28 km, quindi non credono che ci sia uno tsunami oppure danni, diciamo, a persone e edifici. Poi in effetti sono andata a ricontrollare dopo quello di 6.8, in effetti è avvenuto alle 6:11, ce ne sono state altre. Sì, sì, grazie, sì, sì, in effetti. Poi c'è stato uno subito alle 6:32 di magnitudo 5, uno alle 6:34 magnitudo 4.9, poi alle 7:09 5.7, poi 7:18 5, 7:33 4,7, 7,49 magnitudo 4, poi 7,53 sempre Filippine di 5, ancora alle 7,56 3,6, quindi come vedete c'è stato proprio una serie. Ciao Marco, buongiorno. Quindi diciamo che c'è stata proprio una carrellata di terremoto proprio in questa, sempre la stessa parte, ragazzi. Poi la profondità, voglio controllare, in effetti era sempre uguale, sì. Allora, 28 km, 25, 22, sì, a finale più o meno è andata bene perché è un po' profonda rispetto a se capita a 10 km, però l'intensità nelle Filippine, in Mindanao, l'isola in effetti, è un'isola diciamo delle Filippine, quindi diciamo che questa scossa di terremoto è in mare, quindi si prevedeva lo tsunami, fortunatamente non c'è stato. Poi ci sono state altre 7 scosse, sì, nelle Filippine, Diego, però fortunatamente non c'è stato, quindi quello lì in effetti iniziale è quello delle 6:11 di 6.8, quindi è quello che ha dato luogo, diciamo, a tutte queste serie di scosse, quindi diciamo che è una bella scossa 6,8, sono fortunati che non c'è stato uno tsunami, perché a 6,8 con 28 km di profondità, quindi diciamo ragazzi che è così, in effetti. Poi ce ne sono altre scosse, diciamo, una nell'Adriatico poco fa, 7,57, ciao Giuseppe. E poi, diciamo, sono tutte Filippine poi. Poi c'è stata una alle 7,01 in Spagna, però 3,3, quindi nulla di che. Quindi queste sono poi. Poi c'è stata una in Albania all'1,18 stanotte, ragazzi. Eppure questa è abbastanza bella forte, 4,5. Quindi continua ancora pure in Albania la terra, questa è 10 km di profondità, quindi diciamo che 4,5, 10 km di profondità, ragazzi, diciamo che è una bella botta, va.
Diciamo che è stata una nottata bella, diciamo, dal punto di vista delle scosse. Sì, in effetti 1,18 Albania. Prima ancora ce n'era stata una alle 22,25, diciamo, di ieri, però di 3,1. Diciamo che già ieri, eccolo qua, ho trovato un'altra, nelle Filippine, sempre la stessa parte, ragazzi. Quindi diciamo ieri mattina, una di 4,8, quindi già ieri stava incominciando a darci dentro. Poi sempre ieri alle 4,57 magnitudo 5,9 Vanadau. Diciamo che sta tremando un po' dappertutto. Questo qui porta quasi tutte le scosse, diciamo, di tutto il pianeta, quindi voglio andare a vedere l'INGV che dice per Sfizio, perché questo qua ogni volta, non lo so, lo trovo sempre meno aggiornato. Vediamo se dice la verità pure questo. Sì, qua dice ad esempio 6,7 Filippine, quindi porta 6,7 in GV. Profondità 20 km porta. Va a capire. Comunque hanno detto 6,8, 28 km. Perché ho controllato sia quello SMC che l'altro, quindi poi 5,57 6,1 Vanadao Island, l'isola, sì. E poi ci sono quelli là, Barberino di Mugello ancora, ragazzi, che la terra sta tremando ancora. Barberino di Mugello, ce n'è stata una alle 2,53 di stamattina di magnitudo 2,1 e alle 4,32 sempre 2,1 Barberino. Poi 2,39 magnitudo 2, diciamo che a Barberino del Mugello ci sta sempre, diciamo, una scossa, quindi è un casino proprio, ragazzi. Sì, sì, in effetti è tutto così. Vabbè, ragazzi, io vi auguro buona giornata, ci sentiamo dopo. Quindi diciamo che la terra sta tremando fortemente nelle Filippine in questo momento, quindi a partire dalle 6:11 in poi c'è stata proprio una sequenza di scosse, diciamo abbastanza forti, perché qua si parla di 6,8, 5, 5,1, 4,8, quindi diciamo non sono proprio scosse piccoline, quindi sono tutte belle botte abbastanza pesanti, diciamo così. Fortunatamente per le notizie che ripeto che si hanno, ragazzi, non ci stanno danni, feriti o tsunami, quindi le notizie sono poche perché giustamente, diciamo, sono poche ore che è successo, quindi è anche difficile sapere le notizie. Quindi diciamo che per adesso non ci sono nulla. Quella là di magnitudo 5, ecco qui che sto facendo la traduzione, è stata localizzata a una profondità di 10 km, cioè quella lì che è arrivata successiva a quella di 6,8, quindi questa era di 5, però era 10 km di profondità, quindi questa qua l'avranno sentita sicuramente molto forte, quindi vabbè, in un caso di qualche cosa, non lo so, oggi faccio una ricetta, Diego, poi la faccio vedere faccio un video, diciamo. Sì, grazie, grazie per la notizia che mi ha mandato, sì. Filippine, Antonio, di 6,8, poi ce ne sono state tante altre di 5, 4,8 e diciamo che sta ancora tremando al finale, quindi ci sono state 6-7 scosse, una meglio dell'altra, non in senso decrescente, quindi da 6,8 fino a 4,1, 4,8, però ci sono state. Quella di 5 che è seguita a quella di 6,8 era a 10 km di profondità, quindi credo che la popolazione dell'isola, perché quella vicino a un'isola, l'avrà sentita molto bene. Ogni tanto la terra incomincia, come si dice, a sballare un poco. Ogni tanto, vedi, sono stati 2 o 3 giorni che siamo stati tranquilli con le scosse, niente notizie. E poi, no, no, non ci sono vittime, no, 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 nulla, nulla, nulla. Purtroppo penso la paura, perché comunque 6,8, anche a 28 km, credo che
si debba sentire molto bene. Già quell'altra che è stata di 5 andò a 10 km, penso che l'avranno molto sentita, quindi credo che sia così, perché 5, magnitudo 5, con solo diciamo 10 km, la vedo abbastanza tosta, diciamo, quindi penso che la Terra abbia ballato. Fortunatamente non c'è stato lo tsunami. Sì, sì, grazie, sono tutte zone turistiche. In effetti le Filippine, tutte queste, diciamo, nelle Filippine, sono tutte isole la maggior parte, a parte la Filippina proprio come, diciamo, regione, come nazione, ma poi intorno alle Filippine è pieno di isole, quindi stanno isole, tipo come Capri, Ischia, capì? Quindi ce ne stanno proprio un sacco, non una. Quindi se succede uno tsunami là, succede un casino perché là sono tutte isole turistiche. In effetti è come se ci stessero tipo 10-20 capri o Ischia che stanno lì. Quindi immagina che ogni isola ci sono turisti là. Quindi sarebbe davvero un casino se succedesse uno tsunami lì. È come l'Italia avrebbe 10 isole vicine che ci stanno tipo come Capri, Ischia, la Sardegna, faccio un esempio, no? La Sardegna già è alta, diciamo, è grande rispetto. Però diciamo più o meno come Capri, Ischia ce ne stanno un sacco. No, no, Diego, nessuna vittima, nessun ferito, no, no. Anche perché in effetti non c'è stato lo tsunami, quindi si prevedeva in effetti. Poi lì ci sta un sistema, diciamo, che fa delle boe che stanno in mare, che registrano diciamo, il fondale marino, quindi automaticamente lo sanno se sta arrivando lo tsunami o no. Diciamo che non stanno commessi come noi in Italia, che se arriva uno tsunami, ragazzi, e quando ce ne accorgiamo? Quando già siamo sotto l'acqua. Loro hanno un sistema, sono molto attrezzati come il Giappone, in effetti. Hanno questa boa a largo che diciamo è tipo un sondaglio marino, no? Registra tutte le scosse sott'acqua, in caso di tsunami avverte la centrale, quindi possono anticipare più o meno, però ripeto, sì sì, però parliamoci chiaro, ragazzi, ho 10 minuti di tempo, tutto il casino, quindi quando parte l'onda, diciamo, hanno pochissimo tempo per evacuare, quindi non è tanto facile al finale. È come il terremoto che io ho sempre detto, no? Se a Napoli fa il terremoto, come ho detto io, a volte qualcuno dice ma i piani di evacuazione, ragazzi, se succede un terremoto forte a Napoli, il piano di evacuazione non serve a niente. Qualsiasi piano di evacuazione, anche il migliore, non avrebbe senso perché là si parla di secondi, ragazzi, non si parla di 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti. Quindi diciamo che non ci sarebbe il tempo neanche di riuscire a dire vai a prendere che dobbiamo evacuare. Quindi sarebbe proprio, a volte qualcuno dice Giuseppe, ma perché dici queste cose? Perché la verità, ragazzi, non posso dire una bugia. Molte persone a volte mi chiedono Giuseppe, ma un piano di evacuazione per Napoli? Ma che ti devo dire, fratello caro? E dico, non ce la potrai mai. Chi abita vicino là, ragazzi, non ce la farà mai. Sì, sì, è così, grazie. Mi dispiace dirlo, ma chi abita vicino lì, ragazzi, non avrà il tempo di pigliare la macchina, di scappare, non avrà il tempo di fare queste azioni qua, perché ragazzi, quello se parte, non ci sta il tempo di dire, manca mamma mia, aiutami. E mi dispiace dirlo, ma è così. Io a Salerno, ragazzi, sto a rischio. Pensate, io sto a 52 km dal Vesuvio. E se in caso quello erutta bene, io pure devo scappare alla meglio alla maniera per riuscire a scappare, come Grazia che abita a Caserta deve scappare. Noi stiamo a rischio, diciamo, nel senso che possiamo pure lasciarci le penne. Ma quelli che stanno a Napoli, ragazzi, non avranno il tempo di dire ah. Quindi il piano di evacuazione, come tante persone mi scrivono a volte su quando faccio video probabile eruzione o queste cose qua del vulcano, ragazzi, ma quale evacuazione vogliamo fare? Ci vogliamo prendere in giro per dire vi salvate oppure vi piglia un pullman, riuscite a scappare? Non si può, ragazzi, mi dispiace, ma l'unica cosa, a volte ho tanti amici che mi scrivono, Giuseppe, che devo fare?
Io la risposta direi deve andare il più lontano possibile. Che ne so, Salerno, te ne sali sopra, però tutti quanti danno la stessa risposta. Io qui ho la famiglia, qui c'ho il lavoro. Sì, sì, grazie. Quindi diciamo che loro hanno il lavoro, gli amici, i parenti, diciamo, hanno pure ragione da un lato. Quindi dobbiamo sperare, ragazzi, che Gesù Cristo ci fa la grazia e non esplode mai quel coso. Anche se è statisticamente provato che prima o poi succederà. Quindi diciamo che è una questione di tempo come sempre, come pure l'asteroide sulla Terra. Tutti quanti crediamo che non arriverà mai. Ma fra 100 anni, 1000 anni, 2000, 10.000, ma non lo so io, eh. Poi domani mattina arriverà comunque, quindi è come le elezioni, prima o poi succederà. Non sappiamo quando, ma accadrà, quindi speriamo più lontano possibile. Quindi non è un... a succedere. Poi è come il Kinder Sorpresa, quando capita, quindi può capitare adesso, tra 10 anni, 100 anni, 1000 anni, però dire che riusciranno a scappare e fare queste, diciamo, dire questa fesseria non è da me, quindi non posso dire ragazzi, avete 20 minuti, 30 minuti per andare via, no, guarda, là non avranno secondi, 30 secondi, perlomeno per chi abita sotto a Vesuvio, ragazzi, che poi ce ne stanno tantissime di costruzioni lì e ci sta secondo me mezzo milione di abitanti là sotto. Quindi partiamo che tutta, diciamo, somma vesuviana, tutte queste qua, diciamo, non avranno tempo, ragazzi. Mi dispiace dirlo, ma è così. Poi se vi devo dire una bugia, vi dico no, state tranquilli, ma non è da me, sarei un bugiardo e quindi non voglio fare allarmismo, ma dico semplicemente le cose come stanno. Quindi dobbiamo sperare, ciao avvocatella, che non accada mai. Quindi questa è la meglio cosa perché anche io, diciamo, a Salerno non è che si stia tanto sereno, quindi pure io, in caso quello è rutto, devo andare via. Qui diciamo a 52 km sto molto molto avvantaggiato rispetto a tanti, sì, però pure secondo me se quello si incazza davvero, devo, vabbè avvocato, tu stai proprio lontano, quindi a te non ti tocca proprio, quindi stai proprio dall'altra parte tu. Quindi diciamo per chi abita in Campania, sì, sì, tu hai visto grazie a quelli che sono andati a vedere quell'isola, quel vulcano là. Cioè, pure questa gente vanno a vedere il vulcano, no? Voi sapete che è attivo, no? Ma che c'è andato a fare là? A volte la gente se le cerca pure i guai, eh? Cioè, pure io sarei curioso di andare su Vesuvio. Però io, la verità, non ci andrei mai perché è piglia e scoppio. Cioè, questo, diciamo, io vado da Avvocatello, voglio, io scappo da Avvocatello. Direttamente, Friuli Venezia giù. Tanto là si mangia, si beve, grazie. Un dolce ci sta, stiamo a posto. Avvocate, che cucini di buono oggi, dai, eh? Oggi il dolce sicuramente Avvocatella ha fatto. Signor Avvocatella, dov'è grazie? Se penso grazie, sta in linea, no? Eccola qua. Ah, no, no, ma pure io, guarda, grazie, io posso andare a Torino, posso andare ma un sacco di parti, quindi in Sicilia me ne scappo da mia zia, quindi me ne vado a Caltanissetta, quindi ho voglia di scappare. A parte che se dovrei scappare verso sud e non salire sopra, se no, diciamo, acchiappo giusto giusto. Ciao Elena, buongiorno. Quindi diciamo che scappo direttamente in Sicilia, quindi non credo che arriverà lì. Anche se lì ci sta l'Etna e quindi non è che stiamo tanto sicuri al finale. Quindi diciamo dalla padella alla brace, però il Vesuvio è micidiale, l'Etna invece è bello tranquillo, quindi non fa danni esageratamente. Al massimo può buttare un po' di magma, ma non di più.
Signora avvocate, che cucinate di buono oggi? A parte qualche torta. Francesco non ci sta. Francesco è scomparso. Secondo me sta nella cucina. Alessandro? Oh, Danny! Ci è messo dato. Tutti quanti stanno ancora in rumeno, secondo me. Diciamo oggi, ragazzi, la giornata qua è scema proprio come Ricky. Non ci sta nessuno. Non piove. Una giornata mezza scema. Oh, like you, bro. Sta a posto, Danny? Dai, oggi è domenica ragazzi, quindi penso che in tutta Italia vi scassate, quindi oggi dobbiamo pensare che mangiare ragazzi. Oggi secondo me devo fare tipo una bomba atomica, sto pensando, il cervello diciamo. Sì, ho fatto la tombolata ieri sera, ma al finale ho vinto, tutti quanti mi hanno. Sì, sì, l'ho salutata già, avvocatella, la signora Ellen. Tu non ci senti? Ho detto buongiorno signora Ellen. Sì, ieri sera abbiamo fatto la tombola, Danny. Mi è andata bene, ho vinto 5 euro, quindi mi volevano ammazzare ieri a casa da mia cognata. Grazie, la devo fare la diretta, l'ho promessa, ieri l'ho fatta, l'ho fatto, diciamo, vedere dove stavo fuori al balcone. E nelle Filippine, Danny. Guarda, io sto pensando, grazie, una cosa tipo una bomba voglio fare proprio oggi. Allora, ho comprato la pasta fresca, quella là bella, sai, i zitoni quelli là belli grandi grandi. Mi vorrei fare ripieno di carne macinata e ricotta e mozzarella, quindi fior di latte perché, oppure scamozze, perché sennò dopo caccia troppo acqua se metto la mozzarella di bufala. Poi li vorrei mettere nel forno col pomodoro e farli cuocere, tipo un cannellone, diciamo così, va. Quindi tipo una bomba. Quindi sto tentato di fare questa cosa oggi, quindi proprio una bomba. Sto molto tentato. Poi per secondo ho comprato, diciamo, il capretto e lo vorrei fare arrostito, la verità. Quindi diciamo che per secondo è sicuro questo. Poi per il primo piatto vorrei fare questa bomba nucleare, cioè questi ziti belli grossi grossi, tipo conchiglioni, no? Sì, sì, roba da dieta, no, è normale, grazie, stiamo a dieta, no? Prima delle feste una dieta, sì, sì. Quindi diciamo sto un po' tentennando, però secondo me questa è la strada stamattina che percorrerò, diciamo. La ricotta ce l'ho, la carne macinata l'ho comprata. Allora, la scamozza ce l'ho, quindi la pasta pure fresca l'ho comprata ieri, quindi diciamo che devo comprare solo un po' di pane stamattina, niente più. Quindi qua ci sta una salumeria aperta vicino casa, quindi un po' di pane fresco e basta. Quindi sono tentato di fare questo ripieno bello leggero, light. Poi metti nel forno e fai tutti questi bei giti belli grandi grandi della pasta di Gragnano, quella là bella doppia doppia. E faccio un bel ripieno. Filippine 6.8, stamattina alle 6:11, game over. Non ci sono stati feriti oppure vittime e neanche, diciamo, lo tsunami, quindi diciamo che solo tanta paura. Poi sono seguite altre 6-7 scosse, diciamo, di magnitudo però inferiore, quindi poi ce n'è stata una di 5 a 10 km di profondità, tante altre, diciamo che stamattina è una ballata da quelle parti, quindi diciamo che sì, aggiornamento no, ancora nulla. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata. Ci sentiamo più tardi. Vado a vedere che devo cucinare, ragazzi. Voglio fare questa cosa che poi se la faccio, faccio il video, la verità. Poi lo metto su internet e facciamo vedere come si cucina. Signora avvocate, ce l'ho con te, comunque. Avvocate, un dolce?
Vabbè, Avvocatello oggi sta concentrato, ragazzi, sta pensando a che dolce deve fare, perciò non ci risponde. Sta proprio concentrato. No, ma guarda, tanto la verità abbiamo fatto proprio tardi. Siamo, erano le 2 quando abbiamo finito di fare la tombolata più o meno, quindi diciamo sto arrivato a casa alle 2:30, però lo stesso mi sono svegliato presto, al finale mi alzo sempre presto, pure se vado a dormire tardi, quindi diciamo che non mi fa nulla, dormire 3-4 ore è normale per me, quindi sono quasi abituato. Però adesso devo pensare, voglio mangiare qualcosa, oggi è proprio giornata, diciamo, per mangiare qualcosa di buono, quindi devo elaborare qualche ricetta. Però voglio fare qualcosa di particolare. Good morning, Ungle. Poi devo fare, diciamo, grazie, voglio fare la scarola, diciamo, con le olive. Quindi però la vorrei fare con la pasta sfoglia, quindi vorrei fare, diciamo, tipo un tortino di scarole. Quindi diciamo che nella testa sta viaggiando tante di quelle cose, però devo vedere che devo fare, però. Diciamo la pizza di scarole, come diciamo noi in napoletano, grazie. Quindi con la pasta sfoglia la vorrei fare. Quindi diciamo che oggi è proprio, secondo me, qualche cosa la devo fare per forza. Anche se voglio fare il primo piatto, quello là buono, come ho detto io, cioè la pasta ripiena, bella con carne macinata, ricotta e fior di latte. Quando vuoi, sta a Salerno, andò. No, no, ma a me sai che cos'è? A parte che so cucinare, che ho detto l'ho fatto per lavoro, però poi alla fine mi piace anche perché sono uno che piace mangiare, quindi lo faccio con gusto, quindi non lo faccio contro voglia. Quindi quando mi ci metto lo faccio bene, quindi lo faccio perché sono proprio una buona forchetta, come diciamo qua a sud, quindi per me mi riesce facile, quindi non è una cosa difficile. Il problema è dopo è pulire, però quello non è neanche un problema, figurati. Quello è il problema è inguacciare tutto e poi pulire, quindi è un casino. Metti a fare il pomodoro, poi metti la pasta, poi fai ripieno, fai qua, non si capisce niente, è un casino. No, io purtroppo Anto l'ho fatto per mestiere, quindi diciamo che dovevo fare, invece di fare, diciamo, di diplomarmi in padrone marittimo alla scuola nautica, dovevo fare l'alberghiero io, anche perché sono sempre stato portato a cucinare, quindi ho sbagliato indirizzo, dovevo fare alberghiero. Però, ma che dobbiamo fare, la vita è così. Quindi poi ho avuto il bar, come ho detto tante volte, quindi per 12 anni ho fatto anche da mangiare da sport al bar, quindi diciamo che mi sono perfezionato pure quando ho avuto questo bar e avevo un angolo cucina e cucinavo per i clienti, quindi lì in effetti poi mi sono migliorato, quindi già mi piaceva di mio, poi mi sono migliorato con il tempo, poi sono andato a lavorare a Torino per 5 anni come cuoco e aiuto cuoco e quindi ho fatto sempre quello al finale. Quindi è normale, poi parmigiano, cannellone, lasagne, per noi del sud qua è una cosa quasi normalissima. Il tempo solo ci vuole e basta. Però quando stavo a Torino, quando avevi 3-4 persone vicino, ma ci mettevi nulla a finale, parmigiano di melanzane, parmigiano di zucchine, barchette di melanzane con carne macinata, ma diciamo che a Torino avevamo portato un po' di tutto e tutto, burrata, mozzarella di bufala, che facevamo arrivare giornalmente, diciamo tutti i giorni col treno, diciamo ad alta velocità, quindi Filippine, Ada, quindi tutti i giorni andavo a Porta Susa a prendere, diciamo, la mozzarella, quindi andavo col furgoncino e pigliavo la mozzarella che mi inviavano da Battipaglia, quindi la mozzarella di Battipaglia era la fine del mondo, quindi immagina i torinesi, ma pure i turisti che all'epoca io facevo la sindone, è un'altra cosa, quindi ti immagino quella mozzarella famosa zizzona di Battipaglia quando la mettevi nel piatto dei tedeschi, che ne so, inglesi, e arrivavano, bella col pomodoro, quello là nostro,
quello là sorrentino è un'altra cosa, ah. Olio extravergine, diciamo, DOP toscano, perché usavamo tutti i prodotti, diciamo, particolari, quindi mangiavano buono. Poi il pomodoro tutto di San Marzano, quindi tutta roba, diciamo, scelta proprio di proposito proprio. Che in effetti, diciamo, facevano un pullman. Per la bavetta, venite. A disposizione, grazie. Quindi diciamo che è così, in effetti lì a Torino usavamo tutti i prodotti, diciamo, d'eccellenza. Quindi poi, a parte cucinare, vendevamo pure queste cose, quindi tipo, che ne so, formaggi particolari, che ne so, prosciutto di San Daniele, prosciutto di Parma, ma tutte queste cose qua. Avevamo un bancone per cucinare, un bancone per la vendita, diciamo, del pezzo. Quindi avevamo il puzzone di Moena, avevamo ma un sacco di roba, ragazzi, vi giuro, è una cosa infinita quasi, quindi ho venduto di tutto, dalla Sardegna alla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, quindi davvero di tutto. I formaggi, la verità, erano tutti piemontesi e tutti Val d'Aosta, quindi poi ci stava il pecorino romano, il pecorino siciliano, tutte queste cose particolari, quindi l'olio prendevamo quello là della Toscana, diciamo le migliori cose, i pistacchi della Sicilia, quindi facevamo proprio un bancone italiano proprio al 100%. Diciamo i prodotti migliori di tutta l'Italia, quella era la, diciamo, perché lì, ripeto, arrivavano turisti tedeschi, inglesi, americani, eh, andavano a vedere la Sindone, quindi diciamo il volto di Gesù che era stato avvolto, quindi passava milioni e milioni di persone, e quindi quando vedevano il bancone bello pieno pieno, ragazzi, è obbligatorio di fermare. Poi io avevo una porchetta di 30 kg appoggiata sul bancone. Quando quelli passavano, quindi gli inglesi facevano big, 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 big. Lo faceva assaggiare poi col coltello bello a seghette. Come assaggiavano, come chiamavano loro il pig. Subito compravano 4-5 panini oppure da portare. Quindi diciamo che era molto facile vendere lì. Si vendeva da solo la porchetta, quindi basta che la mettevi bella sul bancone col fuoco sotto che rosolava piano piano, quindi eravamo ben organizzati, quindi anche la scena faceva spettacolo, quindi avevamo fatto tipo un po' di carbone sotto e ci stava un rullo automatico che girava questa porchetta gigante, che questa porchetta poi era toscana, non era quella di Ariccia, era toscana, quindi è molto più grassa rispetto a quella di Ariccia e quindi tutto quel grasso che si scioglieva lentamente, ragazzi, era uno spettacolo metterlo in un panino, poi tagliavi una bella fetta di porchetta e glielo davi. Ma ti dico, mi ricordo ancora il sapore in bocca, basta, se no me ne fame, fammi stare zitta, ma. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata. Mo, a ma che ci mi mettere a fare. Eden è stato nelle Filippine, in effetti su un'isola. Quindi è stata nell'isola di Mindanao, quindi a 28 km di profondità, poi ce ne sono state altre 7 di scosse, quindi la seconda di magnitudo 5 a solo 10 km di profondità e poi ce ne sono state altre di intensità 4.8, 4,1, comunque fino adesso, diciamo fino alle 8, ci sono state altre 6 scosse al di fuori di quella di 6,8. Vabbè ragazzi, buona domenica a tutti, non vi scassate tutti quanti a tavola, mi raccomando, mantenetevi vicino alla tavola belli leggeri leggeri, quindi date libero sfogo proprio a mangiare, dopo mangiato, una bella oretta di sonno, ciao ciao come dico io, e stiamo a posto. Buona domenica a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo con qualche altra diretta, ciao a tutti, poi se faccio quella famosa pasta che voglio fare, faccio il video e poi ve lo faccio vedere. Ciao a tutti ragazzi.